Si trasforma un'area verde e destinata ad attrezzature sportive che è lì da 70 anni, cioè da quando è nato il quartiere, è sempre stata destinata ad attrezzature sportive, il famoso campo da calcio del Real San Marco, ed ora viene trasformata per i semplici interessi speculativi di un privato in una torre da 60 metri di altezza, quindi 3 volte tanto i condomini più alti che abbiamo in quartiere, e una nuova area commerciale. In vista della seconda e definitiva delibera da parte della Giunta, i residenti di Viale San Marco a Mestre sono sempre più sul piede di guerra e non hanno intenzione di mollare. Costruire l'ennesimo centro commerciale non aiuti a combattere il degrado, ma ne crei ancora. Basta vedere, senza fare nomi, però il centro commerciale in via Torino, ecco cosa porta e cosa ci sta attorno. Quindi quello che noi non abbiamo bisogno assolutamente è di un ennesimo ipermercato. E noi chiediamo, visto la densità di famiglie, di bambini che popolano la zona, la vicinanza che io continuo a dire e ribadire di un asilo nido, una scuola elementare, una scuola materna, c'è bisogno di spazi verdi, di aree pubbliche. Anche lo sport deve essere accessibile a tutti e quindi ci devono essere aree pubbliche per poterlo praticare e per poter tenere i nostri bambini all'aria aperta. Non vorrei portare mio figlio all'ipermercato a giocare. Nel 2015 l'ex prefetto Zappalorto, al tempo con funzione di sindaco, aveva individuato in una planimetria le aree degradate in cui poter insediare le strutture di vendita. Brugnaro, nonostante abbia questa planimetria che ovviamente dice tutto, in cui ci sono individuate molte aree, tra cui quella di via Olloa, tutta l'asta di via Fratelli Bandiera, ci sono tantissime aree anche in via Torino, ecco, lui le cancella tutte, dice che formalmente farà un blocco di tutte le nuove superfici di vendita. In realtà ne semina 2 nuove e le semina tutte e 2 a Mestre, una qui in Viale San Marco e l'altra in via Orlanda. E questo darà il colpo di grazia, secondo noi, a molti dei commercianti che già diciamo sono degli eroi per il fatto di aprire la serranda ogni giorno. Ecco, Brugnaro da un lato risarcisce le spaccate dando dei soldi appunto a chi le subisce e poi dall'altro canto li pugnala seminando di nuovo ipermercati. Questo a nostro avviso è veramente ipocrita e noi gli chiediamo una volta di più di accantonare questa delibera. I residenti non si arrendono.